Valtellina Dolomiti, questo è il ticket che, forte delle strutture preparate in vista delle Olimpiadi invernali 2026 e senza avversari, si è visto assegnare dal CIO l'organizzazione dei Giochi invernali giovanili del 2028, manifestazione internazionalmente conosciuta con l'acronimo YOG. Dopo le belle parole immediatamente pronunciate dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, soddisfazione è stata ovviamente espressa dal sindaco di Cortina d'Ampezzo, visto che la perla delle Dolomiti sfrutterà i nuovi impianti ospitando nuovamente le gare già previste per l'anno prossimo. Sono veramente entusiasta della notizia che abbiamo preso ieri dell'assegnazione degli Young Olympic Games a Dolomiti Valtellina. È un segnale molto importante, una dimostrazione che il lavoro che stiamo facendo sta dando dei risultati. Il fatto che Cortina sia stata scelta per il Bob Skeleton Slittino è una risposta concreta su quello che è la progettazione e la pista che vedremo già nel 26, quindi sono veramente soddisfatto e contento. Per quanto riguarda la disciplina del curling mi vede particolarmente coinvolto perché è una disciplina che ho praticato per anni e quindi a Cortina avere anche questa disciplina durante gli Young Olympic Games è sicuramente fonte di soddisfazione. Di una buona notizia per il territorio e di un'ulteriore iniezione di fiducia ha invece parlato Laurent Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. Unico rilievo espresso dal CIO a Losanna, dove come madrina per il Veneto c'era Federica Pellegrini, è quello relativo alla necessità che venga garantita un'adeguata ricettività alberghiera. Aspettiamo i giovani del 2028, aspettiamo le loro famiglie che vengano a godersi Cortina con tutto quello che saranno i nuovi servizi e quindi vi do un caloroso saluto e ci vediamo nel 2026 per le Olimpiadi e nel 2028 per gli Olympic Games.